Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Maria Tiziano. Oggi parleremo di un emettitore radionico famosissimo e di antica costruzione o di antica conoscenza, perché veniva già usato dagli egizi 30.000 anni fa per emettere le loro forme, onde di forma. Chiaramente noi oggi possiamo usufruire di questo tramite magari una stampante getto inchiostro, lo stampiamo su un foglio 4, lo plastifichiamo e abbiamo lo stesso risultato che un glifo scolpito a mano sulla roccia. Alla fine emettiamo sempre un'onda di forma, ma quest'onda di forma deve essere prima valorizzata ultimamente ho fatto anche un video che parla ad esempio, quadrante radiostesimo è più un circuito radionico per valorizzare con il quadrante magico, il quadrato magico del Sole, una forza, un corpo eterico, un'entità o semplicemente una persona, perché le persone sono anche costruite con dei campi vibrazionali che possono essere chiamati corpi eterici e via quant'altro. Però, detto questo, andatevi a vedere questa pillola in cui spiego come valorizzare un testimone. Vi ricordo o una foto, nome e cognome, data di nascita. Dopo che lo si lascia magari valorizzato per un mese, ma poi chiedete al quadrato radiostesico dei numeri, del tempo, quanto tempo bisogna lasciare valorizzare un elemento. Lo si posiziona nella nostra lasagna, che praticamente è un cannone che lancia, che emana, che spinge, che manda la forza che è stata emanata. Questo è un cannone molto forte che ha 4 losange, quindi è una cosa importante e serve proprio per mandare qualsiasi cosa che è stato valorizzato. Nei giorni scorsi ho parlato anche ad esempio del quadrante radiostesico per selezionare la fase lunare, in cui col pendolino si sceglie, si chiede in quale periodo lunare è meglio fare un determinato lavoro magico oppure di radionica, ad esempio, per mandare emettere dei valori. Oppure ho parlato anche di quando a determinati periodi della propria vita siamo un po' stanchi, Colaven, che è un simbolo druido in cui il Legarme Recenziano hanno usato negli anni scorsi per dare una piccola spinta, una piccola mossa, ad esempio, a persone che erano un po' bloccate in alcune direzioni. Poi ho spiegato anche come utilizzare questo circuito radionico proprio perché le api, no, sono un simbolo importante, hanno un corpo eterico importante perché danno 5 cose all'umanità, all'essere umano: il polline proprio, la pappa reale, la cera, il miele. Quindi è uno degli animali, degli insetti che contribuiscono il più possibile all'evoluzione dell'essere umano e quindi perché non utilizzarlo, il diagramma elettroiniziale lo utilizzo da parecchi anni per rinforzare, ad esempio, il lavoro o riuscite sul lavoro o trovare lavoro e quant'altro. Quindi andate a vedere anche questa pillola. Poi invece quando voi siete un po' magari in situazioni in cui volete allontanare delle persone, vi consiglio anche questo circuito in cui ho fatto la pillola e quindi non dovete altro che cercare nel sito YouTube o sul TikTok il Marietto Veneziano e verranno spiegate come utilizzare questi circuiti che sono liberamente scaricabili in vari social. Bene, torniamo alla nostra losange, è semplicissima da utilizzare. Quando viene valorizzato un elemento, un testimone si posiziona qui, si prende il pendolino e lo si fa andare finché non finisce la propria forza cinetica. E il gioco è tutto fatto. Se volete un consulto con il legale Maritimo Veneziano, sapete che sono 20 euro 45 minuti e ci potete contattare per prenotare, pagamento sempre in anticipo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!